Si fece scuro e il cielo è grevio. I femmini chianciano, i discepoli non hanno palori e atterroti si chiudono incia. Maria, somace, ca vesti azzurra, si mette ai piedi da croce. Di prescia appoggiamo a scala per levare il tuo corpo e portarlo a sepolcro, mentre a fudda non avevi più niente guardare e se ne va ienno pa casa. Maria ti piglia in te sovrazza, come quando eri caruso, e ti basa a fronte, come t'anno che ta consumava d'amorosanza. Tuo pace è morto di tempo. Almeno ci risparmiamo sta pena. Figlio me, ma vicino al tuo corpo e sento i mani ancora cauti. Come potte finire tutto in questa maniera? Io, Peppi d'Arimatea e i femmini che ti furono vicini fino all'ultimo, jemo verso il sepolcro o prima possibile, prima che veni sera e diventa sabato. Maria non è né disperata né rassegnata, solo amorosanza che ne ammucchia a tutti. Iuntio loco, a sita du lenzuolo tembrazza, mentre a pescia si chiude un cori pare sciazzato, moscia a moscia. Ah, volessi firmare o tempo di non farti annari, ma non si può. Maria va a sapescia do sepolcro, come se fosse tu, che invece sei seppelluto incia. Poi s'allontana in mezza fudda, assissa che prima s'azzeava contro, e ti porta in te mano una luce che è un suo ricordo e che non si può astutare mai. Vi giuro, ho vitti che me occhi, disse Maria Maddalena. Io sogno assieme all'Apostole e a Maria Maddalena in saluri da me casa. Tanti sono scettici. Quando auci discepoli ne vengono a trovare priati. O vittimo, o maestro, mentre eravamo in campagna. Siamo pigliati di maraviglia. Ma non è cosa facile di credere. Certo, cosa mettissi a babbiare sopra una cosa simile? Forse son sonnaro, purtroppo amore. Uno dell'Apostole, non ricordo ci dice allora a Maria di contare chiddo che vitti. O briscili domenica, io e Nauce e due femmini jemmo di prima mattina a sepolcro. Arrivati, vittima a pesce spostata. Si portarono signori do sepolcro e non saccio un misero, gridai. Tornai di corsa per cercare Pesce e Giovanni che vennero subito. Tu resta fora, mi dicono, ma pure volendo non ci arrennisci a ciasere. Alla ciasatta, arreremmi sento una voce di un figliolo, o custodito giardino. Perché chianci? A co cerchi? Signore, so spostaste tu, dimmi una sacciova che vai a pigliarlo.
L'uomo mi guarda all'occhi e mi chiama per nome. Maria. Signori, o voglio abbrazzare, ma io dici, non mi toccare, Maria. Non è ancora ora. Restammo muti a ascoltare. Non dissimo più niente. Pace a voi. E quindi compariste un tottona. Lassanno ne assagliate. Ma escio. T'avvicini e musci tua mano e uto cianco. Chisti sono i segni di Giova. E allora capemmo. O maestro ha risuscitato per davvero. Non vi scantate. Sogno con voi, come va via promettuto, fino a fini du tempo. Fatevi uomini novi e portate a me palora, un'ecchie. Piazza Duomo, domenica di Pasqua. Siamo in attesa dell'arrivo della processione del Cristo risorto e della Madonna. Sono già le 11 di mattina e noi fedeli siamo in attesa con ansia. Finalmente vediamo il Cristo risorto, seguito dalla Madonna, che è vestita di bianco e appare splendida. È incredibile, vero? Vabbè, prasi andiamo, va, ti accompagno a casa. Un alito di vento filtra dalle vetrate. Brasi è andato via dopo l'ultimo racconto. O forse è stato solo un sogno. Una visione della mia mente nella luce di questa candela, sempre più fioca. Rimango in ginocchio, la testa china e gli occhi chiusi, immerso nella mia preghiera, tra le note di un canto che risuona nell'aria.